Buonasera, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di Prealpina.it. Apriamo con la cronaca. Su di lui pendeva un mandato di cattura europeo. È stato trovato dalla polizia spagnola a Siviglia mentre camminava in strada e arrestato. Ci racconta tutto Luca Spriano con le immagini dell'intervento compiuto dai poliziotti spagnoli. Un varesino latitante accusato di violenza sessuale su una minorenne è stato arrestato a Siviglia, in Spagna. L'uomo era colpito da un ordine europeo di cattura e consegna emesso con carattere di urgenza dalle autorità italiane. In meno di 48 ore dopo averlo ricevuto, gli agenti di polizia sono riusciti a localizzare il latitante ed arrestarlo. Il video documenta proprio i concitati momenti dell'arresto. I fatti per i quali il latitante era ricercato sono avvenuti fra il 2007 e il 2016 a Varese, un periodo di 9 anni in cui l'arrestato, secondo l'accusa, ha abusato della vittima. Non appena ricevuto l'ordine europeo di arresto, gli agenti della Polizia Nazionale hanno avviato un'operazione culminata nell'identificazione e localizzazione del presunto aggressore a Siviglia, la città dove si nascondeva e viveva dopo aver lasciato l'Italia e dove è stato arrestato all'uscita della sua abitazione. E andiamo ora a Morazzone, dove continuano i disagi provocati dall'assalto al bancomat compiuto da una banda di ladri nello scorso fine settimana. Vediamo il servizio curato da Elisa Polveroni con immagini di agenzia Blitz. L'attività in banca oggi è ripresa quasi a pieno regime, come fosse un giorno normale, dopo uno stop necessario per sistemare i danni causati dall'esplosione. I tecnici sono ancora al lavoro per sistemare gli ingressi, i vetri e le parti lesionate. Solo il bancomat è fuori servizio, come avvisano i cartelli posti all'esterno, perché il macchinario, coperto ora da un asse di legno, è stato distrutto. La banda di malviventi è entrata in azione nella notte fra venerdì e sabato scorsi alla BPM di Morazzone, in via Libertà, la strada provinciale numero 20. I residenti sono stati svegliati da un forte boato. Inizialmente hanno pensato a un incidente o a un rumore in arrivo da un'azienda, invece no. I banditi sono entrati in azione e con un'operazione quasi chirurgica rapida hanno fatto saltare il bancomat con dell'esplosivo, forse del gas, ma senza danneggiare le banconote, così sono fuggiti in pochi minuti con 60.000 euro di bottino, allontanandosi prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Indagano i carabinieri della compagnia di Saronno, che proprio in queste ore stanno visionando i filmati delle telecamere dell'istituto di credito in cerca di indizi. Bisogna accertare infatti se dietro questi frequenti colpi ai bancomat ci sia la stessa mano. E adesso una buona notizia che arriva da Milano e riguarda l'area abbandonata che si trova al confine tra Varese e Malnate. Dal Consiglio regionale della Lombardia è arrivato il via libera allo stanziamento per la bonifica dell'area ex Siome. Sentiamo le parole del vicepresidente del Consiglio regionale Giacomo Cosentino. Con la delibera di giunta di Regione Lombardia abbiamo sbloccato l'intervento di bonifica dell'area ex Siome, stabilimento meccanico presente alla folla di Malnate. Un intervento importante da oltre 6 milioni di euro che sarà possibile appunto grazie al nostro intervento, che è inserito nel piano di bonifiche regionali fortemente voluto dall'assessore all'ambiente Giorgio Maione. Quindi continuiamo nella direzione di rivitalizzare, sviluppare e mettere in sicurezza intere aree della nostra regione, aree cosiddette orfane, aree dismesse da bonificare ma senza formalmente un proprietario. E dopo giorni di pioggia è tornato il sole. Sentiamo il punto della situazione con il meteorologo Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino. Lo ha sentito per noi Barbara Zanetti e le immagini sono di Angelo Puricelli. Paolo Valisa, Centro Geofisico Prealpino di Varese. Ha piovuto tantissimo in questi giorni, ma si può ancora parlare di siccità nonostante tutta l'acqua caduta? Ma se facciamo i conti proprio della serva, partiamo a contare dal 2022 che è stato l'anno particolarmente secco, ci mancano all'appello tra 2022 e 2023 circa 900 mm di pioggia. In questa fine febbraio e inizio marzo ne abbiamo recuperati rispetto alla norma circa 236, quindi effettivamente ancora manca tanta acqua dal punto di vista del conto puramente matematico. C'è da dire però che i sistemi idrologici superficiali si ricaricano più velocemente, quindi questi hanno recuperato. Via via consideriamo sistemi idrologici più profondi, ovviamente risentono dell'effetto a lungo termine delle piogge, quindi evidentemente saranno ancora un po' deficitari a causa della pioggia del mancanza di piogge 2 anni fa.
Oggi a Roma Roberto Cingolani, amministratore delegato di Leonardo, ha parlato anche degli stabilimenti che si trovano in provincia di Varese. Era lì per noi Rosy Brandi. Professor Cingolani, la provincia di Varese è storicamente caratterizzata dal settore aeronautico. Certo. Si può dire che nel piano industriale la provincia di Varese avrà un ruolo importante? Allora, io sulla provincia di Varese non mi posso pronunciare perché ho fatto delle affermazioni talmente forti sul futuro dell'aeronautica e degli elicotteri che è evidente che se la provincia di Varese è interessata sarà coinvolta. Abbiamo un piano di crescita formidabile, delle aspettative enormi, tutti i siti dove noi insistiamo e produciamo non possono che beneficiarne. Adesso ovviamente è una battuta, conosco perfettamente, io sono di Milano quindi conosco la zona, ma non è, è ovvio che è un momento di crescita, no? Il piano è molto espansivo, è molto ambizioso e quindi, come ho anche detto ad altri colleghi prima che erano dell'area pugliese dove abbiamo stabilimenti, se c'è un piano di crescita tutti ne beneficiano. E da Strasburgo l'eurodeputata di Busto Arsizio Isabella Tovaglieri è intervenuta in maniera decisa per difendere le forze dell'ordine italiane. Sentiamo le sue parole. Sempre più spesso quest'Aula viene utilizzata per mettere sul banco degli imputati chi garantisce la nostra sicurezza. Criticare l'operato delle forze dell'ordine è diventata ormai un'abitudine per una sinistra a corto di proposte. È ora di dire basta. Basta attaccare chi ci protegge ogni giorno per poi fare i buonisti con criminali e potenziali terroristi. Imparate a rispettare chi presidia i nostri territori con sacrificio, spesso mettendo a rischio la propria vita. Troppo comodo rivolgersi alla polizia quando ti entra in casa un ladro, salvo poi denigrarla in pubblico per compiacere 4 comunistelli figli di papà. Uso quest'Aula oggi per prendere una posizione netta e chiara che molti in Italia ancora oggi non hanno avuto il coraggio di assumere. Io sto con le forze dell'ordine. E infine gli spettacoli. Oggi nella redazione di Prealpina ospite Gabriele Cirilli. Sentiamo un passaggio dell'intervista che ha rilasciato al collega Mario Visco. Per più, intanto partiamo da Rino Gaetano. Rino. Come mai questa... Sì, è stato, a parte l'affetto e la stima nei confronti di un grandissimo cantautore, cantante, che ha segnato la storia della musica italiana, no? Ma un giorno ero a casa, seduto così come stiamo io e te adesso, a un certo punto guardo la televisione e fanno vedere queste cose vecchie, no? Di lui col giornale quando si vedeva e si poteva avere la gioia di sfogliarlo, il cartaceo, apri una pagina punzecchiata. E elencava tanti non te regge più suoi, non te regge più questa, non te regge più quest'altro, anzi lui lo diceva in romanesco, non te regge più, con la E finale, e ho detto ma perché non portare questo disagio mio, personale, sul palcoscenico? Cioè, i miei non te regge più elencati sul palcoscenico e ho scoperto che i miei non te regge più sono quelli del pubblico. A questo tema sarà dedicato ampio spazio sul giornale in edicola domani insieme a molti altri temi. Sentiamo qualche anticipazione dal collega Paolo Grosso. Sì, grazie Marco. Quindi sul giornale di domani avremo tra l'altro la rubrica Chi dice donna di Rosy Brandi con un'intervista a Barbara Cimmino di Yamamai, imprenditrice e madre nonché vicepresidente di Confindustria Varese. Ci sarà poi il tema sempre caldo della viabilità a Varese, con un sopralluogo alla nuova rotonda di Largo Flaiano. Vi siete accorti che i pedoni rischiano la vita quando passano in quella zona? Ebbene, Andrea Giacometti vi spiega perché. In tema di bonifica di vecchi edifici dismessi c'è poi il finanziamento di 6 milioni di euro della Regione per l'ex Siome di Malnate, che tutti vedono dalla strada in zona iper e che è decisamente un pugno in un occhio. Focus sicurezza a Saronno dopo i tanti episodi di cronaca nella zona della stazione e progetto di rilancio del mercato di Legnano. Infine, per lo sport, tutti i particolari della partita decisiva dei Mastini con Feltre. Grazie Paolo, questa era l'ultima notizia. L'appuntamento con l'informazione di Prealpina.it torna come sempre domani alle 19. Una buona serata.